Adesso andiamo in Sardegna per un viaggio nel cibo, nell'artigianato, nelle tradizioni più antiche della regione. Cecilia Cappelli. Tappeti dai colori sgargianti, scarpe di pelle, ma anche pasta e dolci. Tutti prodotti provenienti dal lavoro di mani operose e sapienti che raccontano una tipica tradizione artigianale. Sono state le mani buone del gruppo folk Santa Maria Bambina di Nule, piccolo comune al confine del Nuorese, ad essere celebrate nella manifestazione che ha presentato le particolarità delle lavorazioni locali. Per 2 giorni, aperti a curiosi e visitatori, tra balli, musica e abiti tradizionali, stand allestiti come veri laboratori, ha mostrato cosa c'è dietro ogni singolo manufatto. Un percorso nella storia tra mestieri, arti e segreti che si tramandano attraverso generazioni perché sia conservata la peculiarità di un certo tipo di impasto o della lavorazione della lana a telaio verticale, l'unicità di certe pietanze tipiche, oggetti e prodotti che compongono un itinerario tra usi e costumi sempre fortemente legato al territorio. Sento un bel applauso per questi giovanissimi componenti.